Vittorio e a tutti gli intervenuti. È un momento molto importante per noi perché finalmente su questa piazza vediamo sorgere una nuova opera. Un'opera che ha le sue radici proprio qui a Manzano, sia per la storia ma anche per la sua realizzazione. Perché parliamo della storia di Luigi da Porto e Lucina Savorgnan. E come sapete, il 21 giugno del 1511 Luigi da Porto è proprio a Manzano che combatté la sua battaglia contro le truppe imperiali ed è qui che fu ferito. E da questo suo ferimento nacque il dolore e la speranza che gli diede la forza di scrivere la novella dedicata alla sua amata Lucina Savorgnan, da cui poi si dice prende spunto la storia più famosa al mondo di Giulietta e Romeo. Quindi noi vogliamo dare spazio all'amore in questa anche bellissima giornata di sole e non a caso abbiamo scelto il 6 marzo perché siamo quasi prossimi a festeggiare la donna. Quindi una forma di amore altrettanto grande. Ed è per questo che abbiamo condiviso l'organizzazione assieme alla Commissione Pari Opportunità del Comune di Manzano, che omaggerà tutte le donne presenti di queste bellissime rose gialle. Un amore che oggi come oggi, viste anche le notizie che stiamo ascoltando, vuole andare oltre confine e abbracciare veramente tutti, tutto il mondo e portare un segno di speranza perché ne abbiamo davvero bisogno. Allora direi di cominciare i saluti istituzionali, passerei la parola al sindaco di Manzano Piero Furlani e a seguire vi presenterò gli ulteriori interventi. Grazie. Buongiorno a tutti, porto i saluti di tutta l'amministrazione comunale, i miei personali, e devo dire che oggi questo è un tassello di un grande progetto, di un progetto che coinvolge tutto il Friuli e vediamo il Veneto addirittura fino a Londra, perché questo è il percorso ideale che questa storia ha fatto, partita dal Friuli, proprio qua a Manzano, a Udine, è arrivata fino a Londra, è tornata a Verona. E questo è l'importante. Questo concetto, questa storia, ha unito nel tempo le persone. E ci vuole oggi, perché come la base di questa storia è una guerra tra i Veneti e gli imperiali austriaci, e purtroppo adesso è attuale. E questa storia ha portato distruzione. Infatti qui c'è stata a Manzano la battaglia che ha ferito Luigi da Porto. E questo deve farci riflettere. Deve farci riflettere che l'amore è una delle cose fondamentali di noi umani, è la forza propulsiva della vita e dobbiamo in ogni caso tenerla ben presente. Purtroppo questi fatti che stanno succedendo non lontano da noi sono già stati nella storia e questa storia lo fa vedere e noi dobbiamo prendere spunto da questo, da una semplice panchina, una panchina dove ti siedi e dietro c'è un cuore, che è la parte fondamentale della nostra umanità. Questo è importante e questo progetto vuole portare a conoscenza queste storie perché ci vengano ricordate e ci aiutino a superare i momenti difficili di adesso. È un bel progetto che, come dicevo, coinvolge tutto il Friuli Venezia Giulia e ci sono tutte le panchine disseminate lungo le città del Friuli Venezia Giulia che devono essere una strada per farci diventare più consapevoli che sì, è importante il potere, la guerra, sono cose grandi e importanti, ma la cosa più importante è cancellare queste cose e usare il cuore per andare avanti. Grazie. Grazie al sindaco. Due sole parole come assessore alla cultura e al turismo. Chiaramente questa è un'installazione che ha una prospettiva importante, il progetto è grande e come dicevo prima, una parte è la storia di questa panchina,
e dall'altro vediamo proprio la creazione, perché la panchina nasce a Manzano nello studio, nell'atelier Borella, quindi i nostri architetti concittadini, ai quali va veramente il nostro ringraziamento per aver ideato un progetto così lungimirante, perché come diceva il sindaco partiamo da Tarvisio e la prospettiva è di arrivare molto lontano. Ad oggi arriviamo a Verona certamente, ed è un volano anche dal punto di vista turistico, perché mette in rete tutti questi comuni attraversati dalla storia di Romeo e Giulietta. Potete vedere installato un QR code. Attraverso la scansione di questo codice ci consente di entrare nel sito appunto dedicato alla panchina dell'amore e scoprire la storia di tutti questi comuni. Verrà messo in rete anche quelle che sono le attività commerciali che vorranno aderire al progetto ed essere in rete, perché offrono qualcosa di dedicato all'amore, perché c'è una prospettiva anche di ampliamento e credo insomma che sia importante far sì che ci sia una connessione e la possibilità che un turista anche da Verona possa risalire all'incontrario nella nostra Manzano e capire che cosa il nostro territorio possa offrire insomma, anche al turista che attraversa questi comuni. Quindi un grazie particolare agli architetti Borella per aver proposto questo progetto e che noi abbiamo accolto davvero con molto entusiasmo. Poi vorrei ringraziare il signor Walter Peruzzi, che è qui tra noi e che ha portato avanti negli anni la storia di Giulietta e Romeo, di Luigi D'Apporto e Lucina Sagornià, e che nell'arco dell'anno avremo modo di ascoltare e mi piacerebbe fare un intervento con le sue parole e il racconto di quello che nel tempo lui ha portato avanti con i suoi studi. Ringrazio poi l'ufficio IAP e la Proloco Manzano, qui rappresentato dal Presidente, perché anche l'ufficio IAP è un punto di riferimento per il nostro comune. Convogliamo tutti i turisti all'interno di questo ufficio dove possono trovare tutte le informazioni. E Promoturismo è anche un partner di questo progetto e lo sta sostenendo, per cui avere anche la Regione Friuli Venezia Giulia attraverso l'ufficio IAP alle spalle è un segnale proprio di condivisione e di lavoro in rete. Direi che per il momento ho detto tutto e passerei la parola al Presidente della Commissione Pari Opportunità di Manzano, Daniela Beltramini. Grazie Assessore, buongiorno. Mi vedete come un foglietto perché oggi mi sento il cuore un po' pesante e quindi ho paura di non riuscire a concentrarmi. La panchina che andiamo a inaugurare è legata al percorso dell'amore, come ha fatto ben presente l'assessore Pagnani, e anche secondo me è un amore inteso in senso lato, ampio. Cioè, può essere amore per la bellezza, amore per l'arte, per la natura, per il territorio, per il creato in generale, per le persone, bambini, giovani, anziani, uomini, donne. L'8 marzo è ormai identificato come festa della donna. Parlare della festa però è improprio. Questa giornata è infatti dedicata al ricordo e alla riflessione sulle conquiste politiche, sociali ed economiche del genere femminile. Dunque forse è più corretto parlare di giornata internazionale della donna. Il ruolo della donna è radicalmente cambiato nel corso dei secoli, ma nonostante i numerosi passi avanti, fatti anche in tanti anni, a mio avviso c'è ancora molto da fare. Mi auguro che le donne possano trovare maggiori strade anche in campi e culture dove ancora sussistono pregiudizi. Si parlava di coppia, di Giulietta e Romeo, quindi il ruolo della donna nella famiglia, credo, per quanto riguarda la coppia, deve fondarsi sui principi di fiducia reciproca, tutela e rispetto, e che nei prossimi anni
possono essere raggiunti traguardi che finora non sono ancora stati tagliati. Problemi a cui le leggi possono porre qualche rimedio, ma che saranno risolti soltanto attraverso un'evoluzione profonda della nostra società. Attualmente siamo alle prese con problemi molto gravi che coinvolgono tutti e se vogliamo crescere come società c'è bisogno dell'apporto di ognuno di noi per costruire un modello sociale nel quale il rispetto per la vita e i valori diventano sempre più elementi imprescindibili per costruire una nuova civiltà di relazioni umane, un modo più giusto e responsabile di abitare nelle nostre comunità e nel mondo. A tutte le donne un pensiero che dopo verrà distribuito grazie al Comune di Mazzano. Grazie per l'ascolto. Chiamerei ora qui la rappresentante regionale delle pari opportunità, la signora Daniela Cantone. No, non ha coordinata. Bene. Buongiorno. Con un sole così possiamo dire veramente buongiorno. Stamattina mi è pervenuto proprio un pensiero così dalla mia Presidente. Mi ha pregato di portare ovviamente i saluti della Commissione regionale pari opportunità ed in particolare proprio della Presidente Lucia Marcolini, che si compiace di questa iniziativa. Tra un periodo pandemico che speriamo ormai alle spalle, la preoccupante situazione in Ucraina ci solleva veramente pensare all'amore, peraltro in un comune dove il patrono è San Valentino, se non è giusto. Ecco, io non mi dilungo, solo questo, avete già ricordato come discorso della storia di Giulietta e Romeo, ma a me piace ricordare non il momento della guerra, ma il momento che si sono incontrati a Udine, a un ballo mascherato, e che poi da lì è nata la storia appunto di Giulietta e Romeo, resa molto nota appunto internazionale da Sesto. Un grande apprezzamento all'atelier Porella, che mi farà piacere poi anche conoscere, che ha progettato l'opera. Complimenti grandi, veramente grandi, all'amministrazione comunale, perché con questo simbolo rimarca i valori sì, dell'amore e del rispetto. Grazie. E adesso ascoltiamo la voce degli autori e degli ideatori di questo progetto, per cui vorrei qua vicino a me gli architetti Porella. Prego. Buongiorno a tutti, è un grande onore avere dato un grande pubblico. Ringrazio l'amministrazione comunale di averci dato questa opportunità e colgo l'occasione anche per illustrarvi un po' l'idea che è stata poi portata avanti in questi anni, circa 7-8 anni di lavoro, con i diversi storici, anche con il coinvolgimento delle diverse amministrazioni comunali, ed è un progetto che è legato a una semplice idea, che è quella di utilizzare il concetto dell'amore per creare un percorso che collega i diversi luoghi che sono stati sono diventati i punti di riferimento della storia di Luigi e Lucina Savorgnan, ma anche l'occasione per condividere con le amministrazioni una possibilità di aprirsi ad un turismo di tipo più di prossimità, quindi un turismo più lento, in linea con le indicazioni anche della regione e delle stesse amministrazioni comunali che hanno fatto
grandi investimenti sulle piste ciclabili. Questa opera coniuga una serie di elementi che sono sia il design di cuore, che è un elemento su cui abbiamo lavorato, perché questo in particolare questa installazione ha una sua peculiarità, quella di essere formata da due elementi che formano un cuore, ma questi due elementi non sono altro che il simbolo delle due terre, del Veneto e del Friuli, che si uniscono, e quindi nasce dalle due terre questo amore, che prende spunto anche dalla storia, perché comunque i due personaggi, i nomi diamanti, erano di due regioni diverse, però in quel tempo erano unite, quindi lui era di Vicenza e lei era friulana, ma diciamo di casato avevano sempre Savognano. Quindi da questa idea di unire queste due terre nasce questa idea del cuore, la possibilità poi di portarla in diversi luoghi attraverso la vicinanza, l'utilizzo delle piste ciclabili, e quindi abbiamo collegato un po' insieme queste due cose. Poi il terzo elemento è quello che diciamo, ci ha dato una maggiore soddisfazione, che è quella di poter coinvolgere e condividere il progetto a tutti i livelli. Quindi abbiamo visto che questo tipo di installazione, questo tipo di concetto di Giulietta Romeo è stato subito preso come punto di riferimento per poter dare un'attrazione, un appeal turistico che merita sia la regione Friuli Venezia Giulia sia il Veneto su questo tema. Ecco, io direi che questo è il nostro principio. Chiaramente Manzano è uno dei luoghi di riferimento, luogo simbolo, e avrà sicuramente la possibilità di far conoscere una parte di questa grande storia. Grazie. Adesso passiamo alla parte storica con l'intervento di due referenti del Comitato Internazionale di Romeo e Giulietta. Passerei la parola al dottor Gregorio Grasselli per il suo intervento. Grazie, vi racconterò brevissimamente la battaglia, secondo gli ultimi studi, perché finora, siccome Luigi da Porto è vicentino, la battaglia era stata studiata con i documenti presenti in Veneto e nessuno era mai andato alla biblioteca di Udine dove ci sono documenti rivelatori. Allora, 1511, immaginatevi a Manzano 1511, c'è la guerra da 2 anni. Cosa vuol dire? Che nel 9 sono arrivati i soldati tedeschi, vi hanno portato via tutto, e dopodiché voi avete cercato di recuperare, di sopravvivere, e dopo un anno i soldati tedeschi passano di nuovo. E adesso sono 2 anni. Giugno, un giovedì vi svegliate e ci sono i tedeschi lì a San Nicolò. Però non sono qui per voi, perché nella notte hanno cominciato ad andare a saccheggiare i paesi, sono appena stati a San Mardenchia e adesso stanno di nuovo guardando la Tisone per tornare a Cormuz. E voi dite, ma cosa stanno facendo i veneziani, l'esercito veneziano? Beh, il provveditore Vitturi, nuovo, istituisce subito un servizio di intelligence, in modo che venga avvertito appena i tedeschi escono da Cormuz, anche di notte. E infatti il giorno dopo, già venerdì sera, i tedeschi escono di nuovo di notte, passano il guado e vanno a saccheggiare di là, e i veneziani escono da Gradisca con 300 cavalieri e 300 soldati. E si piazzano a Bolzano, proprio dietro al guado, e aspettano tutta la notte, la mattina, non arriva nessuno, arriva a mezzogiorno, i tedeschi non si vedono, e il comandante Vitturi pensa, saranno andati a sud, torneranno a Cormuz dal guado di Tapogliano, su, tutti in piedi, andiamo a sud. E non sono partiti da neanche mezz'ora che le vedette sul monte di Manzano vedono i tedeschi a Manzinello. L'esercito veneziano torna subito indietro ed ecco che i due eserciti appena si vedono capiscono la situazione. I tedeschi sono a metà dei veneziani, non hanno speranze in campo aperto. Se girano i tacchi e scappano, ancora peggio, i veneziani li seguono, li chiudono ancora più facilmente. Allora i tedeschi
si rinchiudono in un fortino. L'unica speranza è resistere fino alla notte, magari col buio scappare nel buio. Quindi hanno i carri del bottino, chiudono come barriera, si mettono in fondo alla Gran Strada, che è quella strada che esce da San Lorenzo e finisce nel canale della Manzanizza. I carri davanti, barriera, dietro la Manzanizza, a destra la Manzanizza che è curva, e a sinistra mettono i soldati con le lance. Sono un fortino, sperano inespugnabili. I veneziani arrivano di fronte e prima di tutto cercano la controtattica è aprire il fortino. Poi c'è un muro del fortino che ha le gambe i soldati. Mandano la cavalleria leggera, cerca di provocare i soldati, ma il comandante tedesco fermi! Riesce a tenere i soldati in formazione. Il fortino ancora in piedi. Allora il comandante veneziano manda avanti i soldati contro i soldati, lance contro lance. E per evitare che i fucili sparino su di loro, manda i cavalieri, la cavalleria pesante a cercare di spostare i carri per attirare sulle armature le fucilate. Manda avanti, ma attenzione, c'è Luigi da Porto che è in armatura. Manda Luigi da Porto a prendere le fucilate? No, perché Luigi da Porto ha due particolarità. Uno, uno scavezzacollo ambizioso che spesso e volentieri si fa male da solo, sanno tutti. Due, il comandante gli vuole bene. Quindi Luigi da Porto resta in retrovia e mandiamo altri a prendere le fucilate. Bene. Il problema è che le fucilate che sparano contro i cavalieri fanno bizzarrire i cavalli veneziani. E allora i tedeschi escono con la cavalleria, tolgono l'opportunità, caricano i cavalieri veneziani che vengono subito dispersi. E adesso la situazione è a vantaggio dei tedeschi perché hanno la cavalleria qua, i soldati veneziani che stanno combattendo qua e i soldati hanno il fianco scoperto. Quindi Luigi da Porto si getta subito in avanti per coprire il fianco ai soldati veneziani. E gli uomini da Porto assorbono la carica dei tedeschi e finiscono tutti in una mischia, soldati, cavalieri che combattono. E lì a quel punto il numero fa la differenza. I soldati tedeschi cominciano a morire uno dopo l'altro. I cavalieri tedeschi vedono la situazione e cominciano a scappare. I soldati tedeschi appena vedono scappare i loro cavalieri mollano tutto e scappano anche loro. Il comandante veneziano grida rotta! E la rotta adesso conta solo chi corre più veloce. O i tedeschi che scappano o i veneziani che li seguono. Però al comandante veneziano non gli interessava vincere, lui doveva annientare questi sciacalli. E quindi, a quanto prima della battaglia, i contadini manzanesi armati nei campi da lì alla Disone. E così i contadini manzanesi intercettano i tedeschi vengono tutti uccisi, tutti e 400. I veneziani avranno 4 morti in tutto. E infatti è la vittoria anche dei manzanesi. Infatti quei campi lì saranno chiamati per tutto il 500 Raida Rotta, Lade Rotta, e Rotta non è una parola friulana, gliel'ha insegnata il comandante veneziano. E c'è anche un posto non ben definito che si chiamerà Salt Cross. Infatti 400 morti dove li metti? Una fossa comune e una croce sopra. E sarebbe interessante passarci con un metal detector. Però c'è un fatto triste, cioè metà di quei campi sono già zona industriale, però solo metà. E Luigi da Porto, ecco, lui si è fatto male, malissimo, con uno spadino, uno di quelli non a taglio ma a punta, gli si è infilato sotto la goletta di acciaio dell'armatura, gli ha trapassato tutto il collo e gli ha ferito la spina dorsale. È rimasto paralizzato immediatamente, è caduto a terra, l'hanno trovato e poi l'hanno portato nella chiesa più vicina, che a questo punto è Santa Margherita a Manzinello. Sorry. E lì c'è un dottore di Udine che sta passando per caso, non fa molto, gli dà del vino perché ha perso del sangue, anzi rischia di ammazzarlo perché con una ferita del genere non devi mandare niente più per la tua. Questo è il comandante veneziano, ha un impiastro di sali di piombo emostatico e quello gli ferma l'emorragia. Poi portano Luigi a Udine su uno dei carri che erano stati usati per la barriera e lì per giorni temono che muoia perché questa ferita qua causa anche degli spasmi violenti. E poi lo portano a Venezia dove ci sono i dottori, quelli bravi, e la punta di diamante della medicina dell'epoca sono salassi e fasciature agli arti prima dei pasti, proprio per quel tipo di ferita lì. Però Luigi sopravvive lo stesso. E chiudo con 2 cose che scrive Luigi dopo il seguito. Una, a proposito proprio della ferita, scrive:
questa sciagura che ha voluto rovinarmi nel corso di così belle guerre. E l'altra, proprio di Giulietta Romeo, scrive all'inizio che stava cavalcando la gradisca a Udine, forse sospinto dall'amore, e in mezzo a questa campagna devastata, in questi paesi bruciati, deserti, e lui aveva la faccia triste e un suo compagno di cavalcata gli dice: capitano, non potete fare quella faccia perché una donna vi fa soffrire. Vi racconterò una storia che si racconta a Verona, dalle mie parti, su due innamorati sfortunati, e con cui vi dimostrerò quanto sia pericoloso l'amore. Grazie. Grazie per questo racconto molto molto coinvolgente. Credo che ci porteremo a casa una bella storia quest'oggi. Chiudiamo con l'intervento del dottor Albino Comelli, che è il presidente del comitato regionale Giulietta Romeo, quindi lo chiamerei qui a fianco a me per l'intervento conclusivo di questa giornata, dopodiché passeremo al taglio del nastro. Grazie, saluto il signor Sindaco. Le campane, finché sentiamo le campane vuol dire che il globalismo non è ancora arrivato da queste parti, anche se qualche danno il globalismo cinese mi sembra questa che era la capitale grandiosa mondiale della sedia, ma noi, come dicevo, nel 2011, inaugurando la targa in via dei Molini, con il sostegno dell'allora sindaco Lidia Triulti, che saluto comunque sia per la sua partecipazione generosa, e anche l'assessore Cristiano Tornasani. Ecco, questa è l'immagine. Io vado adesso liberamente perché sono un po' dopo 20 anni la storia, la memoria, la vita, la passione di questa storia nostra di Giulietta Romeo. E abbiamo inaugurato nel 2011, il 20 giugno, e qui voi vedete che c'è alla mia destra, alla mia sinistra, Antonio da Porto, l'erede dei da Porto, che adesso è a Vicenza, che ci è sempre stato vicino ed è stato per me un grande aiuto andando a Vicenza, andando a Verona, a compartecipare con loro la grande storia, loro del mito di Giulietta Romeo, Shakespeare, ci tiriamo giù il cappello, me lo tiro giù anche adesso, alla storia shakespeariana, ma la vera storia è stata vissuta qui. Io sono dell'avviso che le storie valgono più dei miti, perché fare e vivere è un conto, raccontare è un altro conto. E allora lì da Porto è con noi. Poi c'è la sindachessa Triulti, poi c'è l'assessore Fornazzari, poi c'era anche il vice sindaco Edi Baron di Rivignano, dove lavorano da parecchio tempo, e poi ci sono io. Allora, io dico, nel 1985, quando tutto il mondo andava a Verona, come vanno adesso in milioni, e Verona non ha bisogno di lavorare, grazie, come noi friulani dobbiamo fare purtroppo, e grazie all'Arena e grazie alla storia di Giulietta Romeo, a dimostrazione che il turismo e la cultura possono diventare la nuova area di sviluppo della nostra Italia, del Friuli. E nel 1985 un certo Cecil Graf, adesso io faccio una sintesi di tutti questi avvenimenti che sono avvenuti e degli uomini che l'hanno portato avanti prima di me. Cecil Graf, grande studioso dell'Università di Liverpool, dopo 40 anni che studia la storia del Veneto, dice, arriva all'Accademia Olimpica di Vicenza e dice: signori, vi devo dare un dispiacere, la storia di Giulietta Romeo non appartiene a voi, appartiene a Udine, al Friuli. Da quella volta lui mi disse: Albino, io non posso più ritornare nel Veneto perché è pericoloso per me. Ma io invece dopo aver presentato il libro Giulietta Romeo, che ho fatto con Francesca Tesei, Giulietta Romeo, l'origine friulana del mito,
grazie anche agli studi e alle conoscenze di questo grande uomo, Cecil Clarke, che non c'è più da 4 anni, però la cui moglie fa parte del nostro comitato d'onore, assieme ad altri esponenti illustri e anche mondiali. Questo Cecil Clarke mi ha dato l'eredità di continuare questa storia. E io so che dall'alto lui ci guarda e ci segue. Allora lui disse: questa storia appartiene al Friuli, ha fatto il libro, abbiamo fatto degli studi, abbiamo proseguito le orme di Cecil Clarke e oggi noi siamo orgogliosi di dire che abbiamo tutti gli elementi, come diceva bene anche l'ingegnere Gregorio, che ha raccontato la storia in un modo proprio diretto e presente, ecco, che è avvenuta qui. E Manzano è uno dei punti importanti, perché quando noi siamo venuti qui nel 2011 abbiamo messo la targa lì, il Via dei Mulini, ecco, in quel momento abbiamo ricordato il momento in cui nella piana lì, che è stata ben descritta da Gregorio, lì uno degli uomini, era un ragazzo, 26 anni, Luigi da Porto, che era una delle promesse della cavalleria intesa in senso morale, di eleganza, di raffinatezza, di cultura dell'Italia. Luigi da Porto, che dico Luigi da Porto, sì, Luigi da Porto, appunto, che era amato dalle donne, signor Sindaco, forse più di quanto siamo noi oggi qua, ed era amato dalle donne di Gonzaga, come Elisabetta, e anche ad Urbino, era ammirato, era una specie di star, e aveva davanti a sé una grande storia, aveva soprattutto la storia dell'amore con Lucina, la Lucina Savorniana del Monte, che tuttavia in quel momento, con la ferita che è stata ben descritta, cadendo a terra moriva, per piacere, mi fate vedere là, grazie, e moriva moralmente. Ecco, bravo, pieno, bravo. Ecco, bravo. E questo è il quadro che è stato poi disegnato dalla nostra cara, compiantissima Isabella De Ganis, che ha tratto il momento in cui Luigi da Porto, qui proprio nella piana dei Mulini, cade, e lei immagina che la sua Lucina, che quel momento cadendo avrà pensato: la mia storia di cavalleria è finita, ma forse più di tutto è finito il mio cuore, il mio amore, e credo che grazie all'amore è la cosa peggiore. E lei lo prende in braccio, Lucina, immaginariamente, nell'immaginazione della grande pittrice Isabella De Ganis, che ricordo ancora una volta, che prima di morire mi disse: Albino, questo quadro che me l'ha descritto, rinascimentale, morente, dice: te lo dedico e te lo offro perché tu lo porti come simbolo e logo del vostro comitato Giulietta Romero. Ed oggi è qui, ricordiamo anche lei. Poi è successo che qui a Manzano, ancora questo ricordo, che nel 2015 Gastone Piazzentini, presidente della Provo, vorrei tanto che fosse qui, quest'uomo ha organizzato, mi ha invitato a parlare sempre su questa storia di Giulietta Romero. Vi ricordo che una folla grandiosa, signor Sindaco, al Pole d'Or, lì, e in occasione proprio della festa di San Valentino. Voi avete questo vantaggio, questo dovere di assaltare la bandiera dell'amore, perché San Valentino, se non difende lui l'amore, in questo momento, e mi ricordo in quell'occasione che lui mi ha scritto dopo, ringraziandomi e dicendo che fu un grande successo di popolo e di cultura, e che c'erano presenti lì una certa signora chiamata Norma, che era la madre di questi due sciagurati illustri architetti designer, a quale ha detto: andate, fate questa storia, questa iniziativa di Albino Comelli. E allora l'hanno fatta, e in quel momento lei non c'è più, ma dall'alto ci guarda, da quell'alto cielo cui chiediamo la pietà di Dio per i momenti tragici che stiamo vivendo, che sono molto lontani da quello che è questa genuina, dolce brezza di vento che ci ispira sopra, che ci dà vitalità, che ci dà speranza e forza, che ci dà soprattutto la ragione di credere nella mente e nel destino umano, e non nel trambustio osceno dei carri armati. Non vogliamo morire sotto i carri armati, ma semmai morire e vivere
tra i nostri cari, nella speranza che l'amorevole Dio cristiano ci porti poi tra le sue braccia. Dicevo, in quell'occasione del 2015, quando c'era ancora nostra madre, ci fu un momento in cui loro venivano da Milano, erano venuti da Milano, dalla Fiera Internazionale di Milano, dove le sedie unite, combinate a forma di cuore, avevano avuto un successo strepitoso. E dopo quello non si sono accontentati, sono andati anche a Verona, dopo che ho dato loro il sindaco, le campane, vuol dire che siamo ancora in un paese cristiano. E dopo sono andati con la mattina a Verona, in piazza Brava, delle piazze più visitate del mondo, a onore a loro, a Manzano d'Italia. Allora io concludo dicendo che sto per concludere dicendo che sono stati complicati sempre da me, anche i libri, anche i libri anni dopo, no, quando 12 ore, e anche qualche altro libro sull'iniziativa intorno in questi anni. Vi dico che mentre questo suono cerca da dirlo, nonostante che si faccia qualche fastidio, è un suono amico e vogliamo dire che questo suono delle campane che suono di freddo, di amore, che ci protegga e che ci protegga, ci porti la pietà di Dio per evitare che la guerra, non voglio neanche nominare, un altro grosso suono del peggiore, quello degli aggravanti, faccia naufragare le nostre vite nell'amore della nostra terra. Io ringrazio tutti i manifestanti, tutti, anche il comandante di Carabinieri, ringrazio tutta la giunta, tutta Manzano, e dico che è vero, non ci sarebbe Verona se non ci fosse Manzano, non ci sarebbe la storia di Shakespeare se non ci fosse stata la storia del ragazzo che muore da dentro la Manzano, perché l'amore purtroppo ha bisogno anche di qualche tragedia per diventare grande, perché l'amore va a cercare, non va a cercare la morte, anzi il grande combattente è l'unico citore della morte, ma è vero che la morte cerca di sopraffare l'amore, come vediamo in certi posti. Allora io dico grazie a Manzano, eccetera, grazie alle sedie dell'amore e alla panchina dell'amore di Corella, noi abbiamo la fiducia qui da Manzano di lanciare un segno di fiducia e di amore, perché l'amore davvero si dice che vince, ma comunque quando gli amanti non possono vivere qui in terra insieme, come Giulietta e Romeo, preferiscono piuttosto morire e vivere sperando insieme in un altro mondo, perché la storia dell'amore è storia nostra, ma è storia anche di eternità e di speranza che il nostro cuore prima o poi si ricongiunge ai nostri cari e viene a vincere qualsiasi guerra, anche quelle terribili il cui suono da lontano ci arriva, e che è un suono, è un'immagine che contrasta, finisco davvero, contrasta con questo sole genuino, pulito, sacro, bellissimo, vitale, che ci scalda il corpo e la mente e che è molto lontano dalla notte della mente, dall'oscurità che provoca negli uomini istinti primordiali e bestiali. Grazie a tutti. Grazie. Grazie davvero per questi bellissimi interventi. Credo che dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo e della storia che abbiamo alle spalle, ma anche guardando al futuro davvero con speranza e con tanto amore. Volevo ricordare che chiuderemo questa giornata di festa questa sera alle ore 18 con un concerto in Aula Magna che sarà caratterizzato da musica irlandese, perché in tutto questo si festeggia anche la settimana celtica, per cui il Folk Club Guthrie con la collaborazione appunto della nostra amministrazione presenterà questa serata in musica alle ore 18.
Quindi passiamo ora al taglio del nastro. Rinnovo i ringraziamenti a tutti voi presenti che avete condiviso con noi questo momento importante. Chiederei alla Presidente della Commissione di avvicinarsi anche al Sindaco per il taglio e dopodiché vi invito a prendere la vostra nota gialla e augurandovi quindi un buon 8 marzo a tutti. Aspetti. Allora, lui ha premiato o è stato premiato? Ah, lui? Ah, ok. Salva la sua lingua. Sì. No. Prego.